Buongiorno a tutti gli ospiti delle case di cura per anziani e anche a chi con simpatia ci segue attraverso Facebook con un sorriso in più Family. Segue le nostre attività di volontariato fatte per alleviare in qualche modo i disagi dovuti al Covid-19. Lo facciamo con dei video che verranno riprodotti dagli animatori ai nostri nonnini. Come state? Come vi sarete accorti, nel mese di agosto non abbiamo prodotto nulla, perché ci siamo concessi anche noi un po' di vacanza e spero che non vi sia pesata troppo questa sospensione. Bene, riprendiamo la nostra consueta rubrica del martedì. Poesia e musica con John. Scusate, ho tralasciato di dirvi chi sono e in che cosa consiste la mia attività. Lo dico per chi fosse la prima volta che mi vede. Io sono John e sono volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. E la mia attività consiste nel raccontare o recitare i testi delle canzoni e poi cantarle senza accompagnamento, appunto per valorizzare e comprendere meglio il valore di questi testi. Oggi vi voglio proporre una canzone famosissima, tratta dalla colonna sonora di un film molto molto datato, è del 1955. Si tratta di L'amore è una cosa meravigliosa. La musica della colonna sonora è di Alfred Newman e il testo in italiano è scritto da Jimmy Fontana, cantato prima da Claudio Villa e poi in seguito anche da Massimo Ranieri. Vi racconto in breve un po' la trama del film perché essendo datato da così tanto tempo forse qualcuno se lo dimentica o è tanto per rinfrescare la memoria. Racconta di una dottoressa cinese che svolge la sua attività in un ospedale a Hong Kong dopo la morte del marito e si dedica tutto il suo tempo a questo ospedale. E qui conosce un giornalista americano e cominciano a frequentarsi e a poco si innamorano e vorrebbero sposarsi, ma lei deve chiedere il permesso ai genitori del marito, l'usanza è questa, e lui deve chiedere il divorzio dalla moglie americana, la quale lo rifiuta, niente, rifiuta e i due amanti continuano a mantenersi in collegamento con degli scritti, ravvivando questo amore, finché dopo un po' di tempo aggiunge la notizia a Anne Suin, questo è il nome della dottoressa, che Mark, il giornalista, è morto e la povera Anne si dispera tanto, ma poi vede che la vita deve continuare e allora prosegue la sua attività all'ospedale. Ora vi leggo il testo, molto significativo, e poi lo canterò a modo mio. Andando per le strade di Hong Kong, su e giù, conobbi una ragazza di Hong Kong e le chiesi con il batticuor: mi sai dire cos'è l'amor? Io l'ho cercato invano, ma dov'è io non lo so. Lei mi guardò ed arrossì, dicendomi così: sì, questo amore è splendido, è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dà la luce, tormenta eppure è pace, inferno e paradiso d'ogni cuor. Sì, questo amore splendido, come il sole, più del sole, tutti ci illumina. È qualcosa di irreale
che incatena i nostri cuori. Amore, meraviglioso amore. Andando per le strade di Hong Kong, su e giù, conobbi una ragazza di Hong Kong e le chiesi col batticuor, mi sai dir cos'è l'amor? Io l'ho cercato invano e dove io non lo so. Lei mi guardò ed arrossì dicendomi così: sì, questo amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dalla luce, tormento e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuor. Sì, questo amore splendido, come il sole più del sole, tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri cuor. Amore, meraviglioso amor, sì, questo amore splendido, come il sole più del sole, tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri cuor. Amore, meraviglioso amor. Bene, io spero che il brano che oggi ho proposto sia stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto e vi auguro una buona permanenza nei vostri ambienti, nelle vostre case albergo e non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso abbraccio ancora purtroppo virtuale dal vostro John.